In una giornata di sole mi ritrovai in una piazza quieta che la via era già segnata. Da lì affrontai un lungo cammino attraverso un mosaico dalle origini antiche. Passai per i luoghi delle grandi battaglie, su e giù per le colline superbe, dove cresce il frutto di un'economia fiorente e di una cultura vivace. Catturai scorci di storia e di natura, ardui da incontrare se non camminando e camminando ancora. Scovai tra le colline i veri luoghi della devozione, nascosti tra gli impervi pendii come a proteggere la sacra bellezza e la bellezza del sacro. E come un cammino univa a due punti distanti, un ponte fondeva un territorio, regalando all'umanità un messaggio vitale, che la bellezza non vale se non viene condivisa e rispettata. Perché questo cammino che scorse come un ruscello dentro di me era la sintesi di anni di intuizioni e di fatiche, di imprese e di valori. Era l'esempio di come l'umiltà possa farsi ricchezza e di come in soli 50 chilometri un paesaggio possa farsi vario e mai uniforme. Alla meta capii che quel patrimonio era di tutti, che era anche mio, che lo percorsi ancora e ancora.